Suo vicino pensionato, se dannaglio me ne vivo, lo sanno. Salve amici, temperature per tutte. Con questa zona rossa, zona arancione, zona gialla, non si sta capendo più niente. Però per fortuna io, visto che sono il cavaliere oscuro, posso riescere quando è che è. Anche se sono triste, perché vista la situazione, la gente ormai è esaurita e non posso fare più buono me. Travaglio. Anzi, vi racconto cosa è successo, tanto che fare, una vita. La storia risale a circa 3 settimane. Narriere mi ha mandato un WhatsApp il maresciallo Gordon dicendomi che c'è una rapina a Poisa. Così ci sono andato di corsa con il mio Bat monopattino. Eh sì, oramai vista la crisi, la Batmobile la uso perché niente, perché non ne manco 5 euro, pa' benzina. Giunto all'ufficio postale, in catena e monopattino non palo, la luce. E non si sa mai mo fottono, perché non è troppo, squagnato. Mi fiondo di corsa verso l'ingresso facendomi spazio tra la folla, perché si sa, indipendentemente se siamo rossi o siamo gialli, alla posta c'è sempre un manicomio. Solo che c'è stato un contrattempo e non sono riuscito ad arrestare Olatro. Vi spiego i dettagli. Un suo vicino pensionato si è piazzato davanti il portone e minacciandomi di scassare un maestro in testa mi fa: ma come? Io è dalle 4 che sono qui attorno per pigliare la pensione, arriva tu e volesse passare prima di mia. Non potevo contraddirlo perché avevo 86 anni. A quel punto, visto che non c'era verso di convincerlo a farmi entrare e visto che comunque sono un supereroe, ho sfruttato la mia super intelligenza ed ho fatto la cosa più giusta. Mi sono fatto prestare la penna e mi è scrissato in un foglietto appazzato Omoro. Che dovevo fare? Visto che ero lì, ne ho approfittato per pagare la tassa, la monnezza. Ahimè non mi fece viaggio, vacanza.